780 milioni di euro è l'ammontare a livello nazionale di 3 anni di applicazione della tassa di soggiorno, tassa applicata da 43 comuni veneti con modalità e tempi diversi. Una tassa che incide diversamente da città a città. Se a Venezia una famiglia per un soggiorno paga 73,50 euro, a Padova scende a 20 euro, 21 euro a Verona. Insomma, le associazioni di categoria chiedono chiarezza. Chiediamo, come c'è scritto nell'ultima legge del 2013, di omogeneizzare queste tasse, di avere dei fondi anche che siano a livelli nazionali, però che diventi o una tassa di scopo, però un qualcosa che vada in questo comparto. Soldi, tanti o pochi, a seconda del comune, che entrano nelle casse comunali e di cui oggi, dopo 3 anni di applicazione della tassa di soggiorno, le categorie economiche chiedono conto. Siccome le risorse sono ingenti, il solo comune di Venezia sono circa 24 milioni di euro che entrano, sarebbe curioso e interessante sapere dove questi soldi vanno spesi. Soldi che entrano nelle casse dei comuni, ma quanti di questi, si chiedono, le categorie economiche vanno in turismo, considerando che questo costituisce il 9% del PIL della nostra regione? Da qui la loro richiesta. Una parte appunto di queste risorse entrate dalla tassa di soggiorno dovrebbero essere investite per rilanciare in modo più efficace il turismo nella nostra regione. L'Anci Veneto, Associazione Nazionale Comuni Italiani, condivide le proposte degli enti economici, anche se non nasconde che dipende molto dalle difficoltà dei bilanci dei comuni. Si tratta un po' di capire nello stato di emergenza delle risorse dei comuni come si riesce a conciliare, perché per alcune realtà invece è un'entrata estremamente importante.